Sono attimi di paura quelli vissuti in via dall'Ongaro a Oderzo. Mancano pochi minuti alle 10. Nello studio di Mary Zorza, avvocatessa civilista di 50 anni, è arrivato un cliente. Tutto appare normale fino a quando l'uomo, al culmine di una lite, estrae un coltello e colpisce la donna. Più fendenti la raggiungono alla mano nel disperato tentativo di difendersi e al braccio. Lei riesce a fuggire dal suo aggressore e si precipita fuori raggiungendo l'edicola accanto. Io ho visto l'avvocato venire dentro insanguinata che gridava aiuto, aiuto. Che cosa ha fatto? E l'ho soccorsa, l'ho accompagnata, l'ho seduta sui gradini e ho chiamato subito il 118. Sotto shock dolorante, Mary Zorze chiede all'uomo se ha altre ferite sul corpo, tanto era stata la folle aggressione del cliente. Nello stesso piano dello studio legale, Marco Pignatti sente le urla. Quando sono uscito, ho aperto la porta, ho visto le macchie di sangue e mi sono saltandole affacciato, ho visto che c'era un gran crocchio di persone, quindi ho solo intravisto la sagoma dell'avvocato stesa per terra e basta. La donna soccorsa dal 118 è stata portata in ospedale a Oderzo, è sotto shock, dice il compagno. È scossa, chiaramente scossa, attraverso momenti di riuscita a parlare tranquillamente, momenti di pianto, perché comunque nonostante tutto continua a difendere questa persona, poverino, si è rovinato la vita. Nonostante tutto, pensa ancora a lui. L'infermiere, Giuseppe Silvestrini, 53 anni, si è allontanato dallo studio legale e si è diretto a casa dove si è tolto la vita. Con sé ha portato il coltello che poi deve aver gettato via da qualche parte. I carabinieri lo stanno ancora cercando. Nell'edificio di via dall'Ongaro tutti sono sotto shock. Siamo tutti quanti addolorati e sconcertati, cioè è pazzesco che possa. Tra l'altro in quel momento stavo guardando proprio in Rai una trasmissione che parlava proprio dell'aggressione alla psichiatra che poi è morta, quindi credo ci sia da lavorare molto in questa cosa. Siamo sconcertati, dice il sindaco Scardellato. La situazione è difficilissima perché ci domandavamo, quindi succede a uno psicologo che riceve, all'avvocato con gli appuntamenti, quindi di doversi mettere in condizioni di sicurezza per qualsiasi tipo di incontro, perché ormai il numero di queste persone che perdono il controllo è elevatissimo e quindi bisogna che chiunque fa un tipo di lavoro a rischio non riceva mai da solo. Alla base della diatriba forse dei terreni in vendita, una questione di eredità, ma solo Mary Zorz potrà far luce sugli istanti prima di quella folle aggressione.